avevamo preannunciato la presenza di Padova e siamo a Padova, nel senso figurato della parola, siamo con Alberto Romanato, ma io vorrei prima, Emanuela, che tu leggessi un po' che cosa ci hanno preparato gli amici di Padova. Allora, è un risotto che in qualche modo ci prepara anche all'autunno che prima o poi arriverà, è del ristorante Le Tentazioni, si chiama Il Sottobosco, quindi gli ingredienti sono risotto di porcini, tartufo e levistico. Questo è un ingrediente interessante perché si tratta di un sedano di montagna, quindi ecco, biodiversità, ricerca del prodotto. Bellissimo. E in abbinamento avremo poi un vino di Quota 101, che Degli amici di è Quota 101, un'azienda dei Colli conosciutissimi, Euganei, uno Chardonnay se non sbaglio, uno E Chardonnay. allora chiamiamo in causa Alberto Romanato, delegato di Padova. Alberto, vieni da questa parte, Vengo qui da vieni te. qui con noi. Allora, com'è stato partecipare a questa edizione del risotto del sommelier, sempre con la voglia di vincere, no? Beh, quella c'è sempre, la voglia di vincere c'è sempre. Come aiuti ci sono Una squadra all'altezza veramente, della il ristorante Le Tentazioni di Villatora di Saonara, con Marco, Luca e il maître sommelier Daniel. Quindi un grazie va soprattutto a loro perché hanno accettato questo invito e speriamo di portare a casa qualche buon risultato. Marco, io chiamerei qui Marco. Ma vorrei dire un'altra parola. Noi abbiamo voluto come delegazione di Padova valorizzare il nostro territorio. Quest'anno c'era la possibilità di cambiare, invece noi siamo stati ligi ai nostri intenti, cioè avere un ristorante della delegazione di Padova, della provincia di Padova. Loro hanno accettato e in più abbiamo anche un grandissimo vino che è lo Chardonnay di Quota 101, sempre del territorio padovano, e vogliamo valorizzare i Colli Euganei. Questo è importante, Marco, in qualche modo che la cucina peschi nel territorio. Beh sì, bisogna partire dalla materia prima del nostro territorio per dopo magari valorizzarla con le tecniche, le nostre esperienze, le nostre conoscenze, quindi ci abbiamo provato e ci riusciremo, dai. Dai, la sfida vedo interessante, il livello è buono, sei in compagnia di ottimi collaboratori. Presentiamoli. Il mio secondo Luca. Luca, piacere, buongiorno. Salve. E il mio socio maître Daniel Marzotto. Piacere, Daniel Marzotto, chef sommelier. Dani, allora abbiamo un ottimo vino, Bene, ottimo, veramente. Quota 101 una bella scelta. Dei Colli Euganei e Alberto penso abbia scelto veramente un ottimo abbinamento. Bene Marco, ti ringrazio, chiuderei con Emanuela. Emanuela, cos'altro aggiungiamo su questa bellissima ricetta? Proprio una ricetta che ha i sapori dell'autunno, no? Che a me piacciono moltissimo, infatti aspetto veramente, sono curiosa di sentire sia il piatto che l'abbinamento. Complimenti a Padova che sa sempre fare squadra, e quindi Complimenti Alberto. Grazie a voi gentilissimi. Grazie. Crepi, Luca. Bene, continuiamo naturalmente nel nostro girovagare qui tra i fornelli. Adesso non so cosa ci manca, facciamo il punto della situazione e poi torniamo da voi. poche province e poi ci siamo. Continuate in diretta, Ice Veneto per voi.